Eccoci con Anita Fiorentino, l'ultima intervista 4 anni fa come esponente di Articolo 1, era a novembre, insomma giusto passato di poco i 4 anni, era il 2019. Ora sei in Movimento 5 Stelle, a primavera 2024 elezioni a Portogruaro. Centrosinistra non c'è un nome di candidato sindaco, centrodestra non si capisce se è uno spezzatino o si presenteranno uniti. Tu cosa intendi fare? Com'è la situazione? Vai col PD, c'è una coalizione centrosinistra? Ci puoi dire qualcosa, anticipare? Allora, ho già detto in precedenza, anche insomma, nei vari telegiornali della zona, che ci siamo trovati con il centro-sinistra a Portogruaro prima dell'estate e quindi si era rimasti d'accordo che avremmo trovato una figura unica che potesse veramente andare bene a tutti, un candidato o candidata sindaca che potesse raccogliere comunque quelle che sono le varie anime del centro-sinistra. Detto questo, poi insomma per il momento ancora niente, so che sono stata invitata ad un incontro del PD e quindi con altre anime del centro-sinistra, staremo a vedere insomma. L'incontro che deve avvenire in settimana? L'incontro sì, avverrà in settimana e quindi staremo a vedere insomma come ci muoveremo. Perciò E tutte le strade sono aperte, nel senso che non è detto che staremo con il PD o vedremo che cosa verrà fuori da questo incontro. si parla anche tanto di un centro a Portogruaro in cui spicca il nome di Pizzolito, che non ha nascosto, io l'ho sentito, il desiderio di unire tutto il centro-sinistra, Movimento 5 Stelle compreso, PD e qualche civica. Però mi sembra, e qua è la domanda, che tu con il centro di Pizzolito, ma anche qualcuno mi ha detto con Bertoncello, insomma non è molta sintonia, non c'è molta sintonia. Ci puoi specificare meglio? Ma assolutamente, con Bertoncello non ho nulla in contrario con Bertoncello, tutti sanno che insomma ho sempre avuto un buonissimo rapporto direttamente con Antonio Bertoncello, è stato il mio sindaco quando ero consigliera comunale. Pizzolito, chiaramente ho delle remore nei suoi confronti. Io ricordo che Pizzolito è stato capogruppo della Lega. Come mi si può affiancare ad un uomo che è stato capogruppo della Lega? Nulla in contrario all'uomo, al professionista, al medico, però sinceramente una persona che passa da, per me, Lega estrema destra al centro-sinistra, insomma, la vedo un po' dura sta cosa, ecco. Quindi ho sicuramente delle perplessità, ecco. Perciò, per chiudere, perché l'ultima tua affermazione mi ha fatto fare un subbalzo, tu individui o identifichi la Lega come estrema destra? Ma allora, basta vedere le cronache di questi giorni, i giornali, insomma, Salvini, che il loro capo, si è presentato con l'estrema destra europea, cioè di che cosa vogliamo parlare? Estrema destra, cioè parliamo di persone che hanno fatto delle affermazioni allucinanti, da brividi, quindi la Lega è passata completamente a destra, estrema destra quasi, tanto è vero che Salvini il suo obiettivo è quello di togliere voti alla Meloni, che ormai è diventata quasi un po' una democratica, no? Sì, allora chiudiamo con un pronostico o una previsione. Centro-sinistra unito da una parte, centrodestra dall'altro e un centro, cioè 3 candidati sindaci o ci sarà anche qualcuno? No, io penso che ci saranno comunque, o almeno questo è quello che penso io, 2 candidati sindaco, 2/3, perché ci sono voci che vogliono creare un candidato sindaco anche al centro. Degli ex leghisti che hanno abbandonato la Lega? Esatto, io penso che vogliano andare al centro, perché loro pensano che al centro possa raccogliere un po' sia a destra che a sinistra, quindi è una strategia questa la loro.
di andare a centro per riuscire a prendere sia da destra che da sinistra. Staremo a vedere, insomma adesso è ancora presto, siamo a inizi di Diciamo dicembre. che sicuramente non avremo un candidato al primo turno, come quasi sempre. Perciò la tua previsione è il ballottaggio. Chiudiamo con questa affermazione che non è da poco. Grazie mille. Grazie. Grazie.